Ma io trovo anacronistico riaprire guerre tra guelfi e ghibellini a 30 anni dall'approvazione della legge sull'aborto. Questa è una legge dello Stato, va applicata, vanno adottati quei correttivi che si rendessero necessari. Io rispetto l'obiezione di coscienza dei medici, però la legge deve essere resa praticabile e laddove abbiamo una concentrazione di medici che si configura come obiettori di coscienza, dobbiamo mettere anche dei medici che siano in grado invece di far rispettare appunto la legge e dare una risposta alle donne che questa risposta richiedono. Tutto il resto, ripeto, mi pare un po' fuori tempo, mi pare qualche cosa di non legato alla contingenza attuale. Credo che dopo che una legge è stata approvata, sia chi era a favore sia chi era contro, come istituzione deve sentirsi obbligato a farla rispettare. Ecco, un suo giudizio, Presidente, sulla 194 del 78, è una legge che ha funzionato? Ma tutti i dati dimostrano che l'aborto è diminuito e quindi da questo punto di vista ha corrisposto allo scopo per la quale è stata approvata.